Siete sul canale 19 di TVM Palermo, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In onda ogni giovedì a partire dalle 20:30 per parlare di promozione, ma per parlare anche di prima categoria. Naturalmente vi ricordo che potete rivedere questa puntata anche sulla pagina Facebook Penalty, nonché anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. La nostra trasmissione oggi viene dedicata come al solito nella sua prima parte al campionato di promozione, ovvero ai 4 gironi. Iniziamo con il girone A. Ottava giornata di ritorno, campionato sempre acceso con 3 squadre che lottano per vincere il girone A. Guardiamo i risultati di domenica. Bagheria Calcio batte Cus Palermo 2-0, Margheritese 2018 batte 90-011 Bagheria 1-0, vittoria dell'Alcamo 1928 6-0 contro l'Aspra, Fulgatore batte Sport Palermo 1-0, Mazzara Borgetto Giardinello 2-2, Montelepre batte Renzolo Piccolo 3-0 ed infine Regina Mundi batte Valderice Calcio 5-1. Sono 3 le squadre che stanno lottando per la vittoria finale in questo girone A del campionato di promozione. Attualmente, guardando la classifica, vediamo al primo posto il Montelepre con 49 punti, con 48 Bagheria, 46 Regina Mundi, 38 punti per il Cus Palermo con 30 Borgetto Giardinello, Aspra, Alcamo 1928 e Fulgatore. 25 punti Margheritese 2018 con 19 90-011 Bagheria e Sport Palermo. 17 punti per il Mazzara, chiudono con 15 il Valderice Calcio ed 11 punti la Renzolo Piccolo. C'era l'obbligo di vincere e quando le partite sono obbligate a vincerle sono quelle più pericolose e quindi pronti via abbiamo un po' sofferto questa ansia di cercare il gol a tutti i costi e che praticamente ci ha un po' bloccati e abbiamo fatto un primo tempo non proprio di grande livello. Secondo tempo poi ragazzi, insomma, nel secondo tempo c'è stato il solito incontro con il mister che ha fatto il suo briefing tra i 2 tempi e c'è stata un'altra squadra in campo, un 3-0 che comunque poteva essere anche arrotondato con altri gol. Comunque bene, siamo contenti di aver ritrovato la vittoria. Ripeto, grande vittoria contro un avversario mai domo, contro un avversario che anche se l'ultima in classifica è venuto qui a giocarsi la sua dignitosa partita. Come ben sanno tutti quelli che fanno calcio, sanno che questa è una partita più difficile da affrontare e non ti nascondo che abbiamo avuto sicuramente una settimana molto difficile nel prepararla, perché dopo 3 pareggi non era facile affrontare una partita, ripeto, contro un avversario dove tutti ti davano un risultato già scontato e ti posso garantire che non lo era. Devo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché ancora una volta hanno fatto a meno di Nacio, che per noi è un giocatore importantissimo, è un giocatore che ci ha sempre fatto fare il salto di qualità, è un valore aggiunto.
e aver giocato una partita così importante, così come quella di domenica scorsa contro Margheritese, senza Nacio e senza tanti interpreti, ha dimostrato ancora una volta il valore di questo gruppo, prima di tutto dal punto di vista proprio del morale, dell'essere uomini. A me siamo all'arrivo, perché per noi mancano 5 partite, dopo il Regina Mundi ne mancheranno 4, le ultime 2 diciamo che poi magari ci sono squadre che già magari non hanno nulla da chiedere, quindi secondo me invece è decisiva questa partita per noi, per il Bagheria e per il Regina Mundi, perché se il Regina Mundi riesce a batterci potrebbe fare un favore al Bagheria. Insomma, è tutto da vedere, è bello questo campionato perché niente è scontato. Certo, una vittoria nostra ci porterebbe magari vicinissimo alla vittoria finale. Mai sosta nel momento migliore, perché ti ripeto, speriamo di recuperare gli acciaccati, perché anche se non li nominiamo, oggi abbiamo giocato con 2 giocatori con l'infiltrazione, 2 giocatori che venivano da una settimana di febbre, ancora una volta mancava Pierce, la stessa assenza pesantissima di Maniscalchi. Non era facile, quindi questa settimana spero che possa servirci per recuperare un attimino prima la salute dei nostri ragazzi, la cosa più importante, e poi recuperare gli acciacchi, e poi andiamo a giocare tranquillamente in una partita importantissima contro una delle squadre più forti del girone, che è Regina Mundi. Andiamo lì a giocare con la consapevolezza che il pareggio non basta né a noi né a loro. Lì sarà una partita dove tutti e 2 proveremo a vincerla e sicuramente non ci tireremo indietro. Campionato di promozione che si fermerà comunque domenica, e poi giorno 9 ci sarà questo scontro diretto tra Regina Mundi e Montelepre. Quindi tutto aperto per quanto riguarda la vittoria finale di questo girone A del campionato di promozione. Voltiamo pagina e parliamo del girone B. Ancora un testa a testa tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese, entrambe vincenti. Guardiamo i risultati di domenica. Alontina batte Atletico Messina 2-0, Orlandina Calcio Nuova Rinascita 2-2, San Fratello Acquedolcese batte Città di Mistretta 2-0, Città di Galati batte Sant'Angiolese 3-2, Città di Villafranca batte Monforte San Giorgio 4-1. Vittoria fuori casa per il Messana 1966 contro la Promende Calcio 2-1 il risultato finale. Rinviata a giorno 1 la partita tra Sant'Alessio e Valdinisi Calcio. È soltanto un discorso a 2, infatti guardando la classifica troviamo in testa la Messana con 55 punti ed il San Fratello Acquedolcese con 54, con 38 Orlandina Calcio, 36 Promende Calcio, con 35 Città di Mistretta, 34 punti per il Città di Villafranca, con 33 Monforte San Giorgio, 27 punti Sant'Angiolese e Valdinisi Calcio, 20 punti per Nuova Rinascita e Città di Galati, 14 punti Aluntina, 13 Atletico Messina, chiude la classifica con 6 punti il Sant'Alessio. La sfida in chiave salvezza tra Atletico Messina e Aluntina per la 21esima giornata nel girone B di promozione sorride agli ospiti che sbancano il Sorbello Stadium con un gol per tempo e scavalcano in classifica proprio i biancoazzurri, che adesso scivolano in penultima posizione. Sono comunque i locali a provarci subito con Arena che da calcio piazzato chiama Caruso agli straordinari. L'Aluntina risponde con la punizione di Jack Bontempo che finisce larga non di molto. Atletico che sul ribaltamento di fronte troverebbe il vantaggio con la zuccata di La Corte, ma il signor Castrovinci annulla per fuorigioco. Insistono i padroni di casa e poco dopo solo il palo nega a Signorino la gioia del gol. La Luntina non sta a guardare dopo un rigore reclamato su Gioit, sul quale il fischietto di Palermo dice di no, e la punizione del solito Bontempo messa in angolo da Previti. Gli ospiti la sbloccano comunque pochi minuti più tardi, quando Lima, con una splendida giocata personale, si destreggia in aria e da posizione defilata batte Previti
Previti, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il capitano dell'Aluntina si tratta invece della 7ª rete in campionato. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio con la conclusione di Sammaudi che Previti respinge. Sulla ribattuta il destro di Federico Collura è murato dalla difesa biancoazzurra. Raddoppio che l'Aluntina trova però qualche minuto più tardi, quando Gioitta raccoglie la pennellata di Jack Bontempo e dopo una fantastica sterzata in area biancoazzurra mette alle spalle di Previti col sinistro, facendo così Atletico 0 Aluntina 2, e per il classe 92 si tratta della 4ª rete in campionato. Nonostante sotto di 2 gol, l'Atletico tenta comunque di rimettere in piedi la partita provandoci fino alla fine, ma gli attacchi continui operati dai biancoazzurri alla porta difesa da Caruso con Signorino e la Corte su tutti alla fine non producono l'effetto sperato. Per la squadra dello Stretto, che rimane di fatto ancora con lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe, si tratta della 3ª sconfitta di fila, la 7ª in casa e 13ª complessiva del campionato, mentre per l'Aluntina il successo vale sicuramente doppio e gli permette di guadagnare una posizione in classifica e portarsi a -3 dalla zona salvezza. Dopo lo 0-0 ottenuto contro il San Fratello Acquedolcese, che ha lasciato invariato il distacco in classifica, la Messana torna in campo per la 21ª giornata del campionato di promozione. Nel girone B i giallorossi fanno visita alla Promende sul sintetico dello Scirea di Santa Lucia del Mela. Obiettivo successo per i ragazzi di mister Cosimini contro una squadra che occupa il 4º posto in classifica ed è reduce dal 2-2 maturato sul campo dell'Aluntina. Formazione degli ospiti per affrontare questa sfida: in porta c'è Ferrara, difesa Tricamo, Misiti, Fragabane, in mediana Giosuè Bonasera, Gazzè, Ferraù e Mondello, in avanti Ventra, Cannavò e Sottile. Tutto pronto allora per raccontarvi del film del primo tempo. Messana che deve rispondere al San Fratello Acquedolcese dopo il successo di ieri della formazione di mister Furnari contro il Città di Mistretta. Vediamo allora come inizia la frazione col tentativo da parte di Ventra appoggiato da Cannavò, respinge Lima, poi al 10° nessuno riesce a ribadire in rete dopo un bel calcio d'angolo proveniente dalla sinistra. Minuto 18, il pallone ancora nella zona dell'area di rigore della Promende. Dopo questo calcio di punizione la sfera schizza, ce l'ha Sottile, c'è l'uscita però avventata da parte di Lima che butta giù l'esterno della Messana ed è calcio di rigore. Dal dischetto al 18° si presenta Cannavò che torna al gol battendo Lima e facendo 0-1 si sblocca il risultato al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Messana avanti contro la Promende al 19°, ancora giallorossi che sfondano a sinistra col pallone che finisce da Sottile a Fragapane, palla tesa in mezzo, non riesce Ventra a controllare e ovviamente a ribadire verso la porta. Minuto 21, ancora da sinistra Ferraù sventaglia su Mondello, supera il diretto avversario, prova a mettere un cross forte dentro, la difesa respinge, poi ancora Mondello in caduta col destro impegna sul primo palo Lima. Messana che cerca anche la penetrazione per vie centrali, qui però è debole il tiro di Ventra su assist di Giosuè Bonasera. Arriviamo fino al 31°, calcio d'angolo Promende, brivido per la porta di Ferrara perché Soué col colpo di testa la mette di un soffio alta. Minuto 40, calcio di punizione di Ferraù dentro, dove arriva il colpo di testa di Gazzè, non trova lo specchio della porta l'ex Milazzo. Finisce così il primo tempo, Promende 0 Messana 1. Fin qui decide il gol dell'inquadrato Antonio Cannavò. Possiamo partire allora col film della ripresa. Il copione sembra non cambiare dopo i primi minuti perché al 47° è Ventra che ha la prima chance, resiste a un paio di cariche, combina bene con Cannavò, poi il sinistro si perde oltre la traversa di Lima. Minuto 50, Mondello riceve su rimessa laterale e mette il cross all'indietro, Ventra prova a girarla, non riesce però a sorprendere il portiere che è attento. Dall'altra parte episodio al 51°, Soué conclude, Ferrara dice no sulla ribattuta, il portiere esce così su Cambria, sembra in netto anticipo, sembra regolare il suo intervento, ma ancora una volta l'arbitro indica il dischetto e proprio dagli 11 metri Cambria che va col cucchiaio battendo Ferrara e facendo 1-1 il pareggio della Promende. Minuto 65, uno dei neoentrati Giuseppe Bonasera prova a suonare la carica, riceve da Gazzè, il suo sinistro però si perde oltre la traversa. Minuto 66, ancora Bonasera che prova ad avanzare dal centro-sinistra, vede il passaggio, un difensore favorisce un altro dei neoentrati, Sheriff Sonco che fa 1-2, ritorna al gol ed è una rete molto pesante perché riporta avanti la Messana sul campo della Promende. Minuto 73, Cannavò apre intelligentemente per Barbera, destro a giro che non trova l'incrocio. Minuto 81, in campo ci sono anche Anthony Arena e Ardiri, il primo riesce a combinare con il compagno, salta il
diretto avversario, entra in area di rigore, decide per il passaggio, lo mette dentro, non arrivano né Barbera né Sonco alla deviazione per il possibile 3-1 nella finale, invece perde le staffe Gitto, espulso, rosso diretto per lui e finisce così al comunale di Santa Lucia del Mela perché vince la Messana, lo fa per 1-2 sulla Promende, risponde al San Fratello Acquedolcese tornando a +1 in classifica. Tindaro Calabrese, ancora lui, il bomber classe 85 alla soglia dei 40 anni, trascina il San Fratello Acquedolcese alla vittoria contro il Mistretta, siglando una fantastica doppietta che permette ai biancoverdi di continuare la vincente duello testa a testa con la Messana per la promozione diretta in eccellenza. Sono gli ospiti però a provarci subito, prima con Gambino che chiama commisso alla respinta e poi con Salerno, ma i suoi 2 tentativi non centrano lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte troverebbe la squadra di casa con De Oliveira, ma il direttore di gara ferma tutto per un presunto fallo dello stesso numero 11 biancoverde. Ribaltamento di fronte ed è nuovamente il Mistretta a provarci con Salerno che chiama commisso all'intervento in tuffo e con Gambino il cui destro dal limite trova ancora la pronta risposta del portiere. Poi però il San Fratello Acquedolcese torna a spingere dopo le conclusioni di Calabrese e De Oliveira che vengono intercettate da D'Amico. I biancoverdi la sbloccano poco dopo quando Calabrese di testa mette alle spalle del portiere il cross di Truglio, firmando così l'1-0 per i suoi e che gli vale come 7° sigillo in campionato. Locali che prima dell'intervallo provano a chiudere la sfida, ma i tentativi operati da De Oliveira vengono bloccati da D'Amico. Nella ripresa è ancora la squadra di Peppe Furnari a cercare con forza la rete del raddoppio, fioccano infatti numerose occasioni per i biancoverdi, prima Mincica col sinistro alza troppo la mira, poi De Oliveira da pochi passi raccoglie un tiro cross di Zingales trovando un super D'Amico a negargli la gioia del gol, quindi Calabrese di testa chiama ancora D'Amico all'intervento centrale e subito dopo Piuca dal limite su assist di Mincica, calcia largo non di molto. Il Mistretta tenta di scuotersi e lo fa con Salerno che impegna commisso alla parata con una conclusione mancina da fuori. Sul ribaltamento di fronte però è il San Fratello Acquedolcese ad avere le occasioni migliori per andare in gol e in almeno 4 circostanze De Oliveira, ben servito dai vari Zingales, Calabrese e Carroccio, prova a superare D'Amico, ma tutti i suoi tentativi non producono l'effetto sperato. Dall'altra parte il Mistretta avrebbe invece la chance per il pareggio, ma Gambino la cestina mandandola sul fondo. Nel finale i biancoverdi, dopo aver accarezzato il raddoppio negatogli da 2 straordinarie parate di D'Amico sulle conclusioni di Mincica prima e Carroccio poi, trovano comunque il 2-0 proprio sui titoli di coda della sfida, quando Calabrese con una fantastica giocata personale fulmina D'Amico dal limite dell'area, facendo così San Fratello Acquedolcese 2 Mistretta 0 e per Calabrese doppietta personale e 8° sigillo in campionato. La squadra di Peppe Furnari sale in classifica, quota 54 punti e in attesa che la Messana giochi la sua gara si porta al comando del campionato, mentre il Mistretta rimane a 35 in 5ª posizione. Tutto aperto dunque nel girone B del campionato di promozione, così come è ancora tutto aperto nel girone C. Vincono Camarat 1972 che Giarre Calcio. Guardiamo comunque la schermata dei risultati. Casteltermini batte Belpasso 2014 1-0, Giarre Calcio batte Gemini Calcio 2-0, vittoria del Camarat 1972 contro l'RSC di Posto. Vince anche il Nicosia 3-2 contro il Serra di Falco. Santa Domenica Vittoria batte San Pietro Calcio 2-0, Villarosa San Sebastiano batte Santa Venerina 2-1. Ha riposato l'Aragona Calcio. Subito la schermata di questa classifica ancora incerta. Giarre Calcio 48 punti, 46 punti per il Camarat con 37 Nicosia, 32 Gemini Calcio, 30 punti Villarosa San Sebastiano, 28 punti Belpasso 2014 con 27 Aragona, 24 Santa Domenica Vittoria, 21 punti per Santa Venerina e Casteltermini, con 17 RSC di Posto, 16 punti per il Serra di Falco, chiude all'ultimo posto il San Pietro Calcio con 4 punti.
Un bel passo sottotono cade in casa dopo un incoraggiante primo tempo. Il Casteltermini segna il gol partita a inizio ripresa e respira in classifica. Nessuna continuità di risultati positivi sul fronte ateneo dopo aver battuto il Serra di Falco 2 settimane fa. Ai biancazzurri non resta così che onorare il mese finale di campionato a partire dal 9 marzo. Buon inizio, si diceva, una sola occasione concessa agli avversari in tutta la prima frazione, questa di Noto. Tanto bel passo ma scarsa lucidità sotto porta. Marzio Lopresti ritrova il campo dal primo minuto dopo lungo infortunio, qui viene imbrigliato dalla difesa ospite, mentre Marino ha sui piedi la palla dell'1-0 ma la spreca così. Quindi si provano a stringere i tempi sull'asse Viaggio, Lopresti, Gallo, Santonocito, che viene anticipato da Licata al limite. Luca invece da fuori, servito da Tirri, lambisce il montante e si va avanti sulle reti bianche. Si fa male Milizia alla mezz'ora, Gaetano Di Mauro è costretto al primo cambio anticipato, va dentro Cannone e a proposito di esterni difensivi, Falsaperna spinge a destra, combinando con l'intraprendente Santonocito che da posizione defilata viene sbarrato dal portiere del Casteltermini e l'ultima istantanea che cade proprio sul duplice fischio di questo primo tempo. Ripresa, 8 giri di lancette, di fronte a un bel passo che sembra la brutta copia di quello visto prima. Il Casteltermini ha la meglio e alla prima occasione del rete, con la complicità difensiva, va a nozze con Mimun. 0-1, rete che decide al Nuccio Marino la gara. Non ci sono segnali di reazione veri e propri da parte dei padroni di casa, la partita si innervosisce. Giallo per Rosselli che ferma così Santonocito a metà campo, tra le proteste che poi si fanno più accese quando Noto allarga il braccio sinistro sul lancio di Gallo e nel tentativo di anticipare l'omologo di casa. L'arbitro di Cosia lascia proseguire quando corre la mezz'ora. Nel finale affondo da destra di Marino con cross sparato direttamente in tribuna. Quindi altro episodio, ma meno evidente del precedente, con Viaggio che cade in aria a contatto con Noto, ma si prosegue. Poi nel recupero Viaggio per Luca che nella mischia non riesce a risolvere una situazione gol e infine lancio lungo di Marino, sponda aerea di Viaggio, rovesciata del neoentrato Nicolosi che si perde nel vuoto di una domenica da dimenticare per il bel passo. Penso che sia una sconfitta meritata, per quello che si è visto in campo il Casteltermini ha fatto la loro partita, hanno fatto la loro partita giustamente per cercare di fare punti. Hanno avuto più fame di noi e hanno vinto. Purtroppo queste partite la differenza la fa la cattiveria agonistica, loro ne hanno avuto di più e l'hanno vinto. Oggi non ha funzionato qualcosa sicuramente, il Casteltermini è venuto a fare la loro partita e hanno avuto la meglio. Avrò da dire che abbiamo perso meritatamente, il Casteltermini non ha rubato niente, le partite si devono vincere, la devi giocare, devi lottare, devi avere più cattiveria agonistica rispetto alle altre. Non l'abbiamo avuta, l'ha avuta il Casteltermini, merito al Casteltermini, pazienza. Si chiude il ciclo di 3 partite in 7 giorni per il Giarre. L'avversario che arriva regionale è il Gemini, una delle squadre più in forma del girone di ritorno del campionato, avendo conquistato 5 vittorie ad un pareggio nelle ultime 6 uscite. Ottima partenza degli ospiti, Muni prova a girarsi sulla tre quarti, lo ferma Giama, poi interviene anche Bozzanga. Barbagallo cerca Gagliardo, rimpallo, prova a mettere ordine ancora a Bozzanga, intercetta Vega, la conclusione dalla distanza e attento Tomaselli a respingere. Lovico si appoggia su Colley, pressato da Sinatra, Colley va a lungolinea, in profondità, a cercare lo scatto di Maldonado che arriva prima di Spampinato, Maldonado entra in aria, il sinistro, ci mette il piede Tomaselli. Continua a spingere il Gemini, Ovusu allarga a destra, verso Vega che va all'1 contro 1 con Barbagallo, scambia con Muni. Ancora Vega che però scivola e consente a Barbagallo di ripartire, c'è spazio per il contropiede del Giarre. Barbagallo pesca Sinatra a centrocampo, Sinatra può avanzare indisturbato, c'è Tornitore sulla sua sinistra, lo serve Sinatra, Tornitore, accelera Tornitore, steso da Messineo, calcio di rigore per il Giarre, è giallo per il capitano del Gemini. Dal dischetto va Sinatra, blocca De Miere che tiene il punteggio sullo 0-0. I giallobruno non accusano il contraccolpo e si tuffano a caccia del vantaggio. Sinatra lotta sulla destra, poi Lopez, il traversone, palla allontanata, il controllo di Gagliardo, il destro, respinge De Miere, arriva Barbagallo, ancora il piede di De Miere. 28esimo, corner di Sinatra, anticipa tutti Ovusu sul primo palo e prova ad uscire palla al piede.
Sinatra però gli porta via la sfera ed entra in aria, il cross dentro per Tornitore che la gira di testa in rete. Vincenzo Tornitore ancora a segno per la quarta partita consecutiva, 9 in campionato per il numero 7 gialloblu. Insistono i giaresi, altro angolo sempre di Sinatra, stavolta corto per Gagliardo. Gagliardo è all'indietro da Bozzanga, Bozzanga ritorna da Gagliardo che va l'1 contro 1. Gagliardo, il traversone al centro per la testa di Tornitore, ancora lui, Vincenzo Tornitore, micidiale dentro l'area di rigore, doppietta, 10 in campionato, 2-0 per il Giarre. 4 minuti terribili per il Gemini che si trova sotto di 2 reti. Ovusu, pressato da Tornitore, recupera palla il Giarre, Sinatra di nuovo per Tornitore che prova a piazzarla, respinge col piede Demiere. Gli ospiti tornano in attacco nel finale di primo tempo, Maldonado, il cross che diventa un tiro traversa, poi tocca Puglisi palo e alla fine si salva Tomaselli. Il Gemini prova ad accorciare le distanze di inizio ripresa, corner di Lovico, la palla passa sul secondo palo, la raccoglie Miceli che la rimette in mezzo, testa di Colley, brivido per Tomaselli, palla al lato. Primi cambi per Mister Catania, fuori il match winner Vincenzo Tornitore e ritorna in campo dall'infortunio Fabio Mongelli che mancava dal 26 gennaio gara contro la Russo. Fuori anche Salvo Sinatra, al suo posto entra Cristaldi. La retroguardia gialloblu concede pochissimo, il Gemini ci prova lo stesso, sponda di Colley, mischia all'interno dell'area, Bamba a contrasto con Jama, poi la palla schizza al limite, conclusione respinta da Puglisi, poi ancora un tentativo di Lio, respinge Lopez col petto però, nonostante le proteste degli ospiti come si può rivedere. Un altro cambio allo scadere per i giarresi, fuori Strano, dentro Paterniti. Minuti di recupero, lancia a cercare Lio, anticipato ancora una volta da Spampinato, poi Paterniti spara lungo nella zona di Mongelli che può partire in contropiede. Mongelli punta l'aria, la sterzata, il mancino, strozza la conclusione, facile per Demiere. Con il più classico dei risultati il Giarre archivia la difficile pratica Gemini, superando un inizio un po' in sordina per prendere poi il sopravvento, grazie al suo duo offensivo che si conferma in grande forma ed una ritrovata solidità difensiva. Il campionato si ferma per una settimana, per il gialloblu la sosta sarà più lunga, visto il turno di riposo che la squadra di Mister Catania dovrà osservare il 9 marzo. Prossimo appuntamento ancora regionale, domenica 16 marzo, quando i giarresi ospiteranno il Belpasso, formazione in piena lotta per i playoff. Un'altra sfida da non sottovalutare. Questa è una nostra prerogativa, il fatto che dal punto di vista fisico i ragazzi stanno dando tanto, hanno dato tanto soprattutto questa settimana, facendo 3 partite in una settimana, ma sono riusciti comunque a mantenere un'intensità elevata in tutte e 3 le partite, e anche oggi con un avversario ostico qual era il Gemini. Mi sono trovato benissimo da subito, lavoriamo in sinergia tutti quanti i membri dello staff e il mister, diciamo, è il leader di questo gruppo che riesce a trascinare e coinvolgere tutti alla stessa maniera, quindi si lavora veramente bene. A 2 punti dalla capolista, ma con una gara in meno, il Camarat punta all'intera posta nella 21esima giornata del campionato di promozione. Nel girone C i padroni di casa ospitano la Russo Sebastiano dopo il tennistico 0-6 ottenuto contro il Santa Venerina. Sul fronte opposto la compagine di riposto vuole ritirarsi dalle zone basse di classifica dopo l'importante successo di misura contro l'Aragona Calcio. Formazione del Camarat: Manna, Noto, Pettinato, Vizzini, Mustafa Sanè, Baio, Lupo, Serio, Jama, Velardi, Carioto. Risponde la formazione del riposto con Serafino, Orofino, Salemi, Dadone, Moschella, Cera, Marino, Musarra, Tomarchio, Fisichella e Maraffino. Tutto pronto allora per raccontarvi di un film del primo tempo non dalle grandissime emozioni. Al 18esimo però va vicinissima il gol la formazione padrone di casa, calcio d'angolo sul secondo palo, colpo di testa, botta sicura e sfera che termina al lato. Poco dopo siamo al 23esimo, Jama conclude su calcio di punizione ma la mette fuori e finisce così la prima parte di gara Cammarata 0-0 tra Camarat ed RSC Riposto. Possiamo partire col film di una ripresa ben più succulenta. Al 49esimo infatti arriva subito una chance rimessa laterale, il pallone che termina in mezzo, impennato dalla difesa degli ospiti, rimane lì per il tentativo di girata che però
però viene contenuto in calcio d'angolo dal corner che segue. Jama mette dentro, arriva un primo tentativo di colpo di testa, Sané cerca l'acrobazia e poi Sario colpisce il palo. Non sembra una grande giornata in zona offensiva per il Camarat, ancora una punizione di Jama, colpisce Mustafa Sané al 50esimo ma la mette alta, sempre Jama con il sinistro, velenosissimo per la difesa avversaria, colpo di testa di Baio che termina la propria corsa oltre la traversa. 55esimo, calcio d'angolo, nemmeno a dirlo, di Jama che la mette lì dove deve solo spingerla dentro Velardi per fare 1-0 e per far esplodere letteralmente il Vido Di Marco. Tutto azzurro per il Camarat che alla fine al 90esimo conquista la vittoria 1-0 contro l'RSC Riposto. Decide il gol al 55esimo realizzato da Claudio Velardi. E tutto allora amici di Wisport, Camarat che torna a -2 dal Giare ma con una gara ancora da recuperare. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Saranno certamente le ultime giornate di campionato a decidere chi vincerà questo girone C del campionato di promozione, mentre invece è proprio ormai già tutto deciso nel girone D, dove continua a vincere il Niscemi FC. Ottava giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Pro Ragusa batte Aci Galatea 1-0, Aci Catena Calcio batte Atletico Megara 1908 1-0, pareggio tra Città di Canicattini e Santa Croce, 1-1 il risultato finale. Gimini Cascordia batte Frigentini 2-0, Gela Calcio Priolo FC 1-1, vince il Niscemi FC contro il Noto Calcio 3-1 ed infine Corsara ancora una volta l'Aci Bonaccorsi Calcio che vince in casa dello Scicli per 2-0. Manca soltanto la certezza matematica, possibilmente raggiungibile già domenica 9 di marzo. Guardiamo la classifica. Niscemi FC 57 con 44 Atletico Megara, 42 punti Pro Ragusa con 38 Priolo FC, 34 punti Noto Calcio con 33 Aci Catena, 28 punti Gela Calcio, 27 Gimini Cascordia, 26 Aci Bonaccorsi Calcio, 22 punti per Santa Croce, 19 Scicli, 17 Frigentini, chiudono all'ultimo posto con 15 punti Aci e Galatea e Città di Canicattini. Inizia il match proprio in questo momento. Niscemi che gioca in maglia giallo-verde, Noto che gioca invece in maglia granata. Prova ad entrare in area De Leonardis, ancora De Leonardis, poi mette in mezzo per Mauro, il tiro di Mauro e c'è la parata di Alice Albi. Ancora Niscemi davanti con De Leonardis, pallone in mezzo e c'è il gol del vantaggio. Mauro ha portato in vantaggio il Niscemi. Dopo nemmeno 2 minuti di gioco, Niscemi in vantaggio e arriva il gol del capitano Francesco Mauro. Un'azione prolungata di De Leonardis sulla fascia con insistenza il giocatore numero 9 ha messo 2 volte il pallone in mezzo e Mauro ha subito corretto il pallone a metà aria con tocco delizioso, ha battuto Alice Albi. Niscemi 1, Noto 0, calcio d'angolo da parte di Granata, pallone in mezzo e da pochi passi non riesce a correggere il pallone Sanchez. Mauro a occhio a Parisi in mezzo, ancora la difesa netina che riesce a liberare, si gioca ancora con il colpo di testa, provato poi da De Leonardis, la battuta del corner con il pallone in mezzo, occhio a Wally che può colpire di testa e c'è il gol del 2-0, il gol del 2-0 che porta la firma di Balba, gol di Balba che si è fatto trovare da giocatore d'area piccola, pronto a colpire per il 2-0 del Niscemi, un difensore che dimostra anche di avere qualità offensive. Calcio d'angolo per il Niscemi, si gioca ancora, gol 3-0, ancora Balba e la doppietta da parte del difensore centrale del Niscemi. Mattia Balba realizza una doppietta, prima di piede e adesso di testa. Si dimostra Mattia Balba di essere un giocatore completo, questa volta ha fatto valere la sua prestanza fisica, è volato nell'area piccola e con un colpo di testa preciso a 2 passi dalla linea di rete ha messo a segno il gol del 3-0. 2 giocatori nei pressi del pallone, Maltese che prova direttamente il tiro in porta, gioca a metà campo con la manovra letina con Sedibè, occhio che entra in area Sedibè, il tiro di Sedibè, gol, arriva il gol di Sedibè.
abbiamo incontrato un Noto molto in palla, diciamo, anche perché abbiamo visto che nel secondo tempo un pochettino ci ha messo in difficoltà con le ripartenze che facevano. Poi abbiamo sprecato tanto, ma tanto sotto porta, però va bene così, ci sta bene anche questo 3-1 e quindi sono contento dell'atteggiamento dei ragazzi, sono entrati con la massima concentrazione e questo è quello che volevo. Diciamo che quando giochiamo col Noto la partita è molto pirotecnica e molto bella. E adesso aspettiamo la partita col Messana e ai festeggiamenti ci pensiamo più là. Con il Messana sappiamo che incontriamo una grande squadra, una squadra costruita per vincere il campionato. E con i nomi che ha credo che potrebbe fare benissimo i playoff in eccellenza. Noi cerchiamo adesso di preparare la partita martedì, ritorniamo nel nostro stadio, speriamo di inaugurarlo dando una gioia ai nostri tifosi. Noi ce la metteremo tutta come abbiamo fatto quest'anno e speriamo di prepararci al meglio questa settimana. Abbiamo recuperato Tomaino e qualche altro elemento e siamo pronti per la partita col Messana. Vittoria esterna per l'Aci Bonaccorsi, grande partita soprattutto nella ripresa, un primo tempo un po' in sofferenza, poi prese le misure e qualche cambio azzeccato ha dato la possibilità alla squadra dei gialloverdi in un certo senso di chiudere meritatamente con una vittoria. Sì, è stata una bella partita, primo tempo onore al merito allo Scicli che secondo me se continua a giocare così è sulla buona strada per la permanenza nella categoria. Ci hanno messo in difficoltà e credo che alla fine del primo tempo meritavano loro il vantaggio, poi nel secondo tempo ci siamo un po' sistemati e poi siamo passati meritatamente in vantaggio nella ripresa e poi l'abbiamo chiusa nel finale. Certo che dopo una partita di questo genere, insomma, fa specie pensare che siamo ancora comunque non matematicamente salvi, però ormai credo che i giochi sono quasi fatti. Sì, allora questa è stata una vittoria fondamentale, puntavamo molto oggi a vincere per così scacciare i fantasmi di un'eventuale possibilità di essere di nuovo risucchiati nella parte bassa della classifica. È vero che la matematica ancora non ci premia, ma io guardo lo stato di forma della mia squadra, abbiamo forse un ruolino di marcia da prima in classifica nel giorno di ritorno, una delle prime sicuramente in classifica, perciò stiamo bene. Perciò faccio leva sulla buono stato di forma della squadra, perciò credo che comunque noi onoreremo il campionato, ce la giocheremo come abbiamo fatto sempre con tutti. Cosa ti è piaciuto in modo particolare nella ripresa di questa squadra? Diciamo che cosa non mi è piaciuto nel primo tempo, che eravamo un po' troppo molli, cosa che non era successa nelle altre gare, avevamo acquisito questa maturità. Nel secondo tempo poi chiaramente ho parlato con i ragazzi negli spogliatoi, mi fanno arrabbiare perché sono giovani, mi fanno arrabbiare e quando io mi arrabbio comunque è un segnale positivo che loro comunque rispondono presente, perciò si sono messi in riga e ripeto sono cali di tensione anche perché ripeto giocare con 6-7 under dall'inizio del campionato non è semplice, sono dei ragazzi che ci stiamo coltivando anche per il futuro, ci sono degli elementi importanti e credo che comunque poi nel secondo tempo non c'è stata storia. L'ennesima vittoria del Niscemi ha allungato ancora di più la squadra di Fabio Comandatore, a dimostrazione che ormai per quanto riguarda la vetta credo che i giochi sono fatti, tutti gli altri dietro. Sì, il Niscemi ha fatto un campionato a sé, io ho affrontato pure qualche settimana dietro il Megara e già per me era una cosa matematica che non poteva mai raggiungere il Niscemi. Complimenti a loro, sicuramente la società ha fatto dei grossi sacrifici a livello economico perché ha dei giocatori importanti. Noi, ripeto, per quanto riguarda l'Aci Bonaccorsi come primo anno in una categoria difficile, a 5 giornate dalla fine avere già la salvezza in tasca per noi è un grande motivo d'orgoglio e chissà giocheremo altre 5 finali perché a noi piace giocarci le partite, la mentalità è questa, poi ci prendiamo il risultato che viene in campo senza problemi e senza che purtroppo viene inciso da situazioni che non si sono viste fortunatamente nelle ultime gare che non c'entrano niente col calcio. E adesso c'è una settimana di pausa per il Carnevale, la squadra comunque continuerà i suoi normali allenamenti perché poi comunque tra 15 giorni ci sarà questo scontro ultimo per quanto riguarda il discorso salvezza contro il Santa Croce in casa.
Sì, sarà una partita importante, loro sicuramente sono meno al sicuro di noi, perciò verranno per fare il risultato e noi più di accoglierli nel modo giusto come sono stati loro, in casa loro, veramente c'è da fare un plauso alla dirigenza del Santa Croce che ci ha ospitati in maniera impeccabile, noi non faremo lo stesso trattamento, poi il campo dirà chi magari si può accaparrare la posta in palio. Si ritorna a casa con una bellissima vittoria, a questo punto salvezza quasi matematica, ma ancora c'è da lottare. Assolutamente sì, abbiamo ora questa settimana di sosta, fine febbraio, poi inizio marzo cominceremo di nuovo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo e poi secondo me una volta raggiunto il nostro obiettivo possiamo magari fare più punti possibili, non dico puntare ai playoff, però possiamo fare più punti possibili anche per soddisfazioni personali. Che partita è stata oggi quella contro la squadra dello Scicli? Oggi è stata una partita molto complicata, soprattutto l'approccio. Il primo tempo potevamo fare di più, abbiamo sofferto tanto soprattutto in difesa. Non siamo riusciti a fare delle ripartenze perché noi giochiamo soprattutto su quelle. Oggi abbiamo fatto 2 gol su ripartenze, ne potevamo fare anche altri. Però il primo tempo abbiamo sofferto, poi il secondo tempo secondo me sotto l'aspetto atletico li abbiamo sovrastati, lo dico sinceramente. Però non ci fermiamo e cerchiamo di raggiungere al più presto l'obiettivo, la cosa più importante. Oggi una grande prestazione, 3 punti fondamentali per la classifica, una salvezza che si avvicina sempre di più, soddisfazione penso piena da parte di tutta la squadra. Sì, sono felicissimo sia per la mia prestazione che anche per la prestazione di tutta la squadra. Fare 2 gol a questo Scicli non era facile e siamo riusciti al meglio. Un primo tempo un po' sottotono, poi nella ripresa comunque la squadra si è ripresa alla grande, a dimostrazione che la volontà in questo momento in questo gruppo non manca. Certo, sì, all'inizio nel primo tempo abbiamo fatto fatica, però nel secondo tempo ci siamo riscattati e siamo riusciti a trovare il gol in tutte e 2 le occasioni. Settimana di riposo adesso per il Carnevale e poi subito pronti per questo importante incontro con il Santa Croce che può darci a questo punto la matematica certezza. Speriamo di fare una grande prestazione come l'abbiamo fatta quest'oggi. Attendendo dunque il verdetto finale anche nel girone D, adesso si volta pagina perché parliamo dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Subito alle schermate dei risultati, delle classifiche e delle immagini del campionato di prima categoria.
Oggi abbiamo fatto una prestazione da quelle che dovevano essere fatte già in precedenza. Ci avevamo provato con il Santa Teresa, col Casalvecchio, concedendo sempre alle altre squadre un tempo. Oggi finalmente abbiamo visto un Furci 90 minuti ben compatto, abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra sicuramente. Giustamente siamo stati anche leggermente avvantaggiati dalle loro assenze, vedi Amante dietro, Budali davanti, sono giocatori che non puoi regalare agli avversari, ma noi d'altro canto certifica come in altre circostanze le assenze di giocatori fino ad oggi ancora importanti, significa che non è sempre facile poter arrivare a fare bene sempre. Quindi negli ultimi metri a volte l'attaccante esperto ti può fare gol. Loro per esempio negli ultimi minuti hanno avuto delle belle palle filtranti messe dietro, essere avuto magari il loro attaccante che ce l'ha per abitudine di staccarsi verso dietro e rompere le linee, quindi avrebbe potuto buttarcela dentro, ma così di contropasso noi abbiamo avuto assenze come Califa con 9 giornate di squalifica, Cantarella, altri 4 più infortunio, Varica, ancora nuovamente Principato è rientrato e si è infortunato, quindi queste cose poi sono delle defaillanze, quindi questo giustifica in parte quello che è stato il nostro altalenante campionato, però oggi se avessimo fatto sempre con tanta attenzione le altre partite avremmo potuto portare qualcosa in più anche nelle altre. A 2 settimane dalla matematica certezza del ritorno in promozione, il Bronte non si ferma e fa fuori anche un ex seconda in classifica del girone di prima categoria come la Gira. Per la cronaca è la 17ª vittoria rossonera in stagione e i punti adesso sono 53 con le ultime 3 giornate da disputare. Dopo la pausa del primo weekend di marzo, al cospetto di squadre in lotta per salvarsi quali Atletico Biancavilla fuori, Gravina dentro e sarà l'ultima dell'anno tra le mura amiche, quindi San Gregorio fuori. Minuto di silenzio pregare in memoria della suocera del DS del Bronte, Toni Arcoria. A Gira avversario abbastanza organizzato, come testimonia la classifica, il match di Maletto con i padroni di casa in maglia azzurra parte con l'attenzione di Citriglia tra i pali. Poi Bronte subito a caccia del vantaggio con Prestianni che apre e chiude questa azione condotta da un velo di Saccullo e un'apertura di Martelli su Ruffino, cross in mezzo smorzato e salvataggio sulla linea dei giallorossi. All'8º l'1-0 Catania per Spitaleri che si libera di un avversario e va da Saccullo. La Gira libera momentaneamente sul pallone, si avventa Ruffino che di prima intenzione centra il bersaglio per il numero 9 del Bronte e il 13° gol dell'anno. Poi Orefice lì dietro non concede spazi agli ospiti e rilancia verso Spitaleri. Ruffino combina a tutta velocità con Prestianni e sferra un destro abbastanza energico che non si trasforma in 2-0 per un soffio. Per il raddoppio si deve attendere solo 5 minuti perché su punizione di Martelli, stampatosi sul palo, a piazzare la zampata del bis è Catania in tap-in e siamo all'alba del recupero di questo primo tempo. A inizio ripresa il Tris piazza lungolinea per Ruffino che lancia Spitaleri, palla in mezzo, Saccullo scarta il portiere della Gira e fa 3-0 dopo appena 3 minuti. 2 giri di lancette dopo, un break della Gira che accorcia le distanze con Zongotinga, 3-1, ma subito il Bronte è pronto a ristabilire il parziale. Martelli da dietro, Prestianni in appoggio su Saccullo, Catania è abbastanza ispirato e da fuori fa la doppietta con un tiro preciso, realizzando il 4-1 per il difensore e il terzo gol in stagione. Rimane il tempo per vedere un cross pericoloso da destra di Piazza senza il colpo decisivo della coppia offensiva. Quindi un tiro da fuori di D'Aquino, di non molto a lato sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, e una gran palla disegnata da Catania per il neoentrato Musarra che va vicino a festeggiare il primo gol con la sua maglia di quest'anno. Risposta immediata della Gira che va a segno con Scorciapino quando corre la metà del secondo tempo e siamo sul 4-2. Poi, per rimpinguare il bottino, altre 3 opportunità di casa.
2 di Saccullo, che prova a ripetere in fotocopia il centro del 4-1, ma si incarta sul più bello e poi è impreciso nel calciare un diagonale a tu per tu con il portiere. Quindi Martelli, che da centrocampo a portiere battuto, va vicinissimo alla Manita. Manita che arriva nel recupero e così si fissa il punteggio sul definitivo 5-2. Al terzo tentativo il bomber la centra di testa, piazza appunto un avversario e apre su Musarra. Cross e colpo di testa di Saccullo al triplice fischio. Per lui è il 18° gol dell'anno e il secondo miglior marcatore dell'intera prima categoria dopo De Marco della Riviera Nord con 19 reti. E questo finale di campionato sarà anche per lui un motivo in più per raggiungere il grande traguardo. Un altro 2-2 interno sulla ruota del Nuccio Marino frena il Città di Belpasso dopo il brusco KO di Agira. È una zona playoff che rimane comunque sempre alla portata e per la precisione a una sola lunghezza. Dopo la pausa saranno 3 i turni alla fine della regular season e sarà vera e propria battaglia per raggiungere gli obiettivi. Alla griglia spareggi punta anche la Virtus Etna, avversario di ieri dai nomi di assoluta esperienza, contro cui il CDB ha provato a vincere rischiando però anche di cadere in un'alternanza di emozioni che è andata anche al di là dei 2 gol a parte per gli interi 90 minuti col risultato sempre in bilico. Mascalesi vicini al vantaggio con Simone Giuffrida in avvio, la risposta belpassese con Caruso e Diego Giuffrida dalla destra e delle proposizioni sotto porta spente dagli ospiti a firma di Virgillito e Santa Paola. Un fuorigioco più che dubbio segnalato sul longo lanciato da Papale al 15° e il primo urlo del match al 19° quando Lopresti perde la bussola nel controllare un pallone al centro del campo facilmente da gestire e si fa bruciare da Dumitrascu che avvita sin troppo facile nel andarsene in porta, dribblare Colonna e mandare avanti la Virtus 0-1. Con una certa rabbia per un gol che sa quasi di autogol, il difensore rimedia nel giro di 7 minuti e lo fa con una punizione senza repliche. 1-1 al San Gaetano, terzo gol stagionale di Lopresti, oggi privo della spalla Vittorio Messina in retroguardia. Prova a imitarlo senza gioia ma con più effetto Palermo della Virtus che al 35° ritrova il sorriso nuovamente con la firma di Dumitrascu, pronto a ricevere un cross di Sciuto e triangolare puntigliosamente con Gulisano in zona gol per il CDB. È tutto di nuovo da rifare, Virtus Etna nuovamente in vantaggio per 2-1 nel finale di tempo, discesa di Papale e colpo di testa di Longo che alza la mira. Siamo al 40°, quindi situazione analoga al 43° quando a spingere sul lato sinistro è stavolta Santa Paola. Troppo lungo l'assist infiltrante per il centravanti e ne ha buon gioco Maccarrone. Serve a questo punto all'11 di Angelo Spina moltiplicare gli sforzi nella ripresa e si ricomincia da Giuffrida e Mondello che sbatte nel muro ospite con annesse proteste per un Mani che è comunque schiena da parte di un avversario. Mentre si dispera al 12° il trio Virgillito, Longo, Cenzabella da poco in campo per questa combinazione in scioltezza che si conclude con una testata di quest'ultimo fuori di pochissimo. Si vede anche Musumeci sotto porta innescato dallo Presti che intercetta un rinvio di Maccarrone dalle retrovie. Manca l'ultimo metro in zona gol dopo aver scartato il portiere e gli ospiti si salvano in calcio d'angolo per poi fotocopiare la dinamica dello 0-1 da posizione decentrata stavolta e presentarsi con l'autore dei 2 gol davanti a Colonna, il quale stavolta dice assolutamente no. La partita rimane aperta e il Città di Belpasso in replica subito al 19° ottiene quanto cercato da diversi minuti. Piana in campo da poco per Santa Paola che si allarga per aprire il corridoio sulla sinistra a Cenzabella. Orizzontale dalle parti di Longo che da un piede all'altro batte mezzo ciglio e insacca il 2 pari. È il 14° gol dell'anno per il centravanti che prosegue la marcia tra i big bomber di prima categoria girone e ultimo quarto d'ora a ritmi incessanti e densissimo di emozioni. Un altro neoentrato, Vittorio per Santa Paola, tiro di sinistro, palla alta e poi gran palla del 3-2 per Longo che di testa non riesce a predarsi. Il bis del sabato su cross dalla mancina di Piana. La Virtus Etna chiama carta e rischia a sua volta di passare prima con Simone Giuffrida fermato in giusto fuorigioco alla partenza del tiro di Gulisano per la cronaca respinto da Colonna.
poi con un palo di Pagano su cui il CDB rischia davvero grosso e in modo abbastanza serio anche sul seguito, anche qui però fermata l'azione in offside da parte di Bonaventura. Infine con Palermo negli ultimissimi minuti che in superiorità numerica ha la palla bonus, quella del colpaccio esterno, ma la manca così e dunque finisce al San Gaetano Nuccio Marino 2 pari tra Città di Belpasso e Virtus Etna. Con le immagini del campionato di prima categoria si conclude qui lo spazio consueto settimanale sul canale 19 di TVM Palermo con Penalty, che ritornerà a proporvi ancora una volta il meglio del calcio dilettantistico siciliano la settimana prossima, il giovedì alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.